e poi lavoratori quali magari stanno nelle altre sfere istituzionali deputati a essere, diciamo, posso dire, onorati ed onorevoli di portare avanti una nazione, appunto, proprio da queste persone molto spesso viene meno rispettato. Sto parlando appunto della nostra Carta Costituzionale che, per quanto mi concerne dal punto di vista culturale, dei diritti umani, della dignità sociale, economica e culturale appunto nostra di cittadini del Mezzogiorno, viene sempre molto spesso calpestata, soprattutto a partire dall'articolo 3 che ci dice che tutti quanti noi cittadini siamo uguali davanti alla legge senza distinzioni di razza, insomma, condizioni socio-economiche, culturali, eccetera, senza distinzioni di lingua. Questa è un'altra violazione invece di quelle che abbiamo di Giorgio, perché la nostra lingua napoletana bellissima, che qua c'è in Natale, in Basile, viene difesa, offesa nell'anima, nell'identità nostra, attraverso delle mistificazioni di tipo commerciale.